Eh sì, è proprio questa l'analisi esatta della partita. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, macchiata da errori individuali gravi in difesa che poi ci hanno fatto subire 3 gol, che è la seconda volta dopo la prima giornata che subiamo 3 gol, non li avevamo subiti mai. È un po' una cosa strana per noi, che abbiamo comunque la difesa migliore della C1. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. Davanti il gioco penso che anche il pubblico si sia divertito perché abbiamo fatto delle buone giocate, abbiamo provato e riprovato schemi poi che in settimana ci lavoriamo e sono anche parzialmente riusciti e sono contento di questo aspetto. Dobbiamo continuare a lavorare perché poi in questa categoria abbiamo visto che nessuno ci regala niente. Dopo il 4-3 ci siamo un po' disuniti, c'è stata un po' di paura perché in casa in campionato non veniamo da un buon periodo, però i ragazzi sono stati bravi e siamo riusciti poi a portare a casa i 3 punti. No, ma secondo me noi dobbiamo guardare solo noi stessi, le squadre avversarie poi sono tutte organizzate in C1, noi siamo stati puniti da 2 episodi su 2 partite che abbiamo perso, 2 espulsioni abbastanza ingenue che adesso stiamo correggendo, anche io magari un giocatore ammonito evito di farlo giocare per non rischiare proprio nulla. E quando vengono qua al palazzetto gli avversari danno sempre tutto, fanno la partita della vita e noi dobbiamo essere bravi a fare ancora più forte la partita della vita rispetto a loro. E oggi penso che i ragazzi sono stati bravi. Sicuramente l'amalgama è importante in un gruppo nuovo di ragazzi che comunque neanche si conoscevano, presi da più parti del mondo.